Allora ragazzi, vi lasciamo in descrizione questo carico e scarico qua di Michela. Siamo a Roseto degli Abruzzi, è comodo perché è a 1 chilometro dall'uscita dell'autostrada di Pineto, mi sembra. Sì. Basta slacciare quelle cordicine lì che ci sono, funziona tutto, acqua e tutto quanto, quindi tanta roba, perché abbiamo provato in autostrada ma sono tutti fuori uso, quindi ve lo lasciamo. Strano. Ragazzi, eccoci qua, ci vedete un po' il controluce, vediamo se così viene meglio. Siamo parcheggiati qui allo stadio di Ortona, il campo da calcio di Ortona. Il parcheggio è libero e gratuito e comodo a visitare la città che adesso vi facciamo vedere. Cinque minuti a piedi veramente da dove abbiamo parcheggiato e si arriva al centro storico di Ortona. Noi lo teniamo per il ritorno, mentre all'andata girando a destra per Corso Garibaldi, era giusto? Corso Garibaldi, sì. Si fa questa passeggiata qua che Questa terrazza costeggia, panoramica. mamma è bellissimo. Mhm. Dà proprio quella sensazione di pace, A parte che c'è un cielo assurdo oggi, Sì. mare piatto, E stupendo. guarda che vista che hanno quelli. Poverini. Mamma mia. Per l'andata il nostro punto di arrivo sarà il Castello Aragonese, abbiamo visto qualche foto, deve essere bellissimo da vedere. E oltretutto ci gustiamo il bel tempo perché da domani per minimo 3 giorni c'è acqua, temporali. Non si direbbe perché c'è un cielo veramente wow. Oggi è giornata bellissima, infatti stasera dormiremo di nuovo fronte mare e ci godremo sta giornata così, poi 3 giorni di pioggia Vedremo. e vedremo cosa fare. Che bello! Sì. Che posto ragazzi, merita veramente tanto, cioè veniteci a fare un giro, è visitabile, è gratuito. Sì, oltre le aspettative, devo Sì. dire, pensavo, vabbè, ho detto sì, è da vedere. Però tanto, tanto bello. Veramente suggestivo, cioè siamo appena entrati, però è già... Però sì, si vede anche la ripresa di lato, tanto... Sì. Adesso andiamo avanti a farvelo vedere e più che altro adesso vi zoomo e vi dico una cosa interessante. Avevo letto online che c'era una ciclabile che fa tutta la costa dei Trabucchi, cioè se voi avete una bicicletta qua è stupendo. Veramente, veramente bello e molto ben tenuto. Cioè, vi lascio la posizione in descrizione per venire a visitarlo se passate di qui, perché secondo me una visita la merita tutta. Tanta roba. Ora usciamo dal castello e ci addentriamo nel centro storico per poi ripartire con calma. Pausa pranzo a Ortona, tanta roba direi, passateci perché merita una visita sicuramente. Adesso puntatina veloce all'Eurospin di Ortona e poi entreremo ufficialmente in suolo pugliese. Siamo arrivati ufficialmente in Puglia, ma siamo arrivati mezz'ora dopo l'orario del tramonto, infatti è già un po' scuretto. Il parcheggio è questo. Siamo proprio al mare. Che spettacolo! Questo qui è proprio un parcheggio camper, d'estate mi sembra costi 7 euro al giorno, mentre d'inverno è gratuito. Sì.
fino al 15 settembre, si paga poi basta. Ecco. Attendiamo la pioggia di stasera alle 11 E il temporale di domani stanotte mattina. e poi domani mattina capiremo cosa fare perché per 2 giorni non ce n'è. Quindi, Aperitivo e noi ci vediamo domani. ciao! Ragazzi, buongiorno! Buongiorno. Ventosissimo buongiorno! Stanotte abbiamo ballato come pochi, sì. vento, acqua, però svegliarsi così, tanta roba, cioè adesso stiamo guardando la finestra qua, che avete appena visto, e tanta roba. Sarebbe da stare qui a guardare il mare per Ha il suo ore. fascino, anche mosso così. Comunque sì, appena fatto colazione, adesso noi partiamo, andremo ancora verso sud, oggi vediamo perché seguiamo un po' il percorso meteorologico di questi giorni, visto che col camper si può fare e quindi abbiamo puntato Manfredonia, in teoria oggi pomeriggio dovrebbe esserci addirittura un filo di sole, quindi proviamo e poi nel caso vediamo dove spostarci oggi. Quindi andiamo verso Manfredonia. Ci vediamo dopo. Ciao! In partenza da Manfredonia, ragazzi, noi l'abbiamo usata come sosta a pranzo, Sì, praticamente. pausa pranzo. Vabbè, abbiamo fatto 2 passi qua sul lungomare, come avete visto, carino, veramente bello. Questo parcheggio in questo periodo dell'anno è gratuito, non si paga e si può pernottare, è molto comodo per visitare il paese e anche per fare qualche passeggiata, insomma. Quindi, mangiato, in piena digestione. Caffettino, che Caffettino farà per il suo forza. effetto fra un po'. Spero. E proseguiamo verso sud, prossima tappa, tempo permettendo, Polignano a mare. Speriamo nel tempo perché siamo curiosissimi di vedere. Sì, l'idea è di visitarla un po' oggi pomeriggio, passare lì la notte, magari domani mattina fare un giretto e poi trovare il posto per il Natale. Quindi ci vediamo a Polignano! Ciao! Benvenuti a Polignano a mare! Suggestivo e Tantissimo. a dir poco, è bellissimo. Mhm. Siamo stati graziati dal tempo perché 150 km di pioggia per venire qua. Sì, beh, Andiamo qua e vabbè, c'è un freddo cane comunque. freddo bestio, ma Madonna mia. perlomeno non piove, riusciremo a fare 2 passi. Siamo riusciti a scaricare 300 metri prima della barriera di Bari, ma non c'era pressione dell'acqua per poter caricare, abbiamo comunque mezzo serbatoio ancora. Almeno abbiamo scaricato. Esatto, qui c'è una fontanella, ma la pressione dell'acqua è bassissima, quindi vabbè, per stasera non c'è problema, No. domani troveremo un Una carico soluzione. da qualche parte. Ma andiamo a parcheggiarci e a metterci al caldo. Sì. Alla fine ci siamo spostati sul parcheggio, sull'altro parcheggio, su quello lì che abbiamo fatto vedere, perché lì si paga e mi sembra 14 euro al giorno. A fianco ce n'è uno praticamente uguale, sempre su sta terrazza qua. Quindi non è brutto. Esatto, dal 31 novembre in poi, dal 31 ottobre in poi ci si può mettere, mentre in alta stagione sono dei posti segnati in giallo appositamente per gli abitanti. Ma adesso non è alta stagione, quindi tanta roba. Col mare davanti, niente di male. Partiamo a piedi, il centro di Polignano è a 500 metri e quindi scopriamo Polignano. Deve essere stupenda. Sì. Anche perché fra un'ora mettono pioggia e domani pioggia tutto il giorno, quindi ci prendiamo dentro. Non riusciremo a visitare più di tanto, però marciamo. Mi sto preparando come se dovessi andare in Antartide. C'è un'aria che metà basta.
davvero peccato non potersi godere Polignano, che è stupenda. Però Sì, è proprio incantevole, è sì, bellissima. bellissima. Sì. Il tempo è quello che è, sta iniziando a piovere, quindi stiamo tornando in camper. L'abbiamo vista mezza illuminata, che non è neanche male. Sì, non è male. Domani pioverà tutto il giorno, quindi si cambia meta e si va verso sud ancora. Domani è la vigilia di Natale, quindi cominceremo a prepararci per dopodomani. Ci vediamo domani mattina. Ciao! Signori, buongiorno! Buongiorno dalla vigilia di Natale. Esattamente, martedì 24 dicembre, Stanotte è venuta giù tanta di quell'acqua. vento e acqua anche stanotte. Mamma, Sembrava grandinare. Sembrava grandine a un certo punto, quanta cattiveria. Una cosa incredibile. Un piccolo consiglio e considerazione sul parcheggio dove siamo adesso. Allora, rispetto al parcheggio di là che avete visto ieri, qui c'è una muraglia nel muro di cinta di una casa dietro proprio al camper e protegge tantissimo dal Sì. vento, mentre di là il parcheggio è aperto. Di contro però in questo parcheggio ci arrivate con un mezzo non troppo lungo, perché la stradina d'ingresso è stretta e anche la stradina di uscita è stretta. Noi ci passiamo serenamente, insomma, però secondo me con un camper No. Van sì, minivan sì, ma con un camper secondo me è preferibile l'altro parcheggio. Stamattina partenza. Ieri abbiamo trovato una delle rare aree sosta aperte tutto l'anno in Puglia, perché di solito sono quasi tutte estive praticamente. Ne abbiamo trovata una, abbiamo chiamato per sapere se c'era posto, se era aperto, ci hanno confermato e ci aspettano stamattina. Signore e signori, si passerà il Natale in Salento. La località è bella e l'area sosta è in un punto stupendo perché è direttamente sul mare, quindi Sì, economica. sì, adesso sì. Economica. In altre stagioni non lo so. Però Dopo sì. guardiamo e comunque vabbè vi lasciamo Però tutto così in descrizione. ovviamo anche al problema carico-scarico, perché qui ce ne sono davvero pochi. Scaricare è molto semplice perché comunque o le aree in autostrada o i servizi, i punti di carico e scarico, ogni tanto uno c'è, ma è garantito lo scarico ma non il carico dell'acqua. Sì. E può essere un problema, nel senso perché Sì, con la scusa che tutte le aree sosta che ci sono sono chiuse. in inverno sono chiuse, è un po' un problema. Quindi partiamo, direzione Salento, un paio d'ore di guida, ci vediamo giù e vi facciamo vedere cosa abbiamo trovato. Ciao!